pomeriggio a Crocetta del Montello, puntura fatale, apicoltrice di 65 anni della provincia di Belluno è andata in shock anafilattico mentre puliva le armi insieme al figlio sul posto i carabinieri. Eseguita l'autopsia sul corpo del ventenne di Trebaseleghe, accoltellato fuori da una discoteca a Castelfranco. A ucciderlo un fendente sopra il cuore. Venerdì verifiche sulle ferite riportate da tutti i ragazzi coinvolti nella rissa. La spedizione punitiva sul PUT con 3 denunciati. Il sindaco Conte incontra questore prefetto e chiede di convocare le famiglie coinvolte perché altri episodi simili non si ripetano. Sospetta di essere tradito, entra in un bar e strappa gli slip alla moglie di fronte agli avventori e al personale del locale. Denunciato per violenza privata un 40enne di Cittadella. 2 abitazioni svaligiate, un terzo tentativo andato a vuoto, il ladro tradito dall'abbaiare di un cane, 36enne nordafricano bloccato a Castelfranco dai carabinieri, recuperata la refurtiva. Si è spento ieri all'età di 83 anni Carlo Durigon, conosciuto da tutti come Carletto Aerode, celebre ristoratore di paese, era il presidente degli Amici dei Cavai per l'addio, gli amati cavalli e la banda. La disponibilità da parte della sede nazionale c'era, così il presidente dell'ANA Favero a proposito dell'assenza alla dunata di Biella del cappello di Gentilini che, assicura Favero, ci sarà alla Triveneta di Conegliano. Oltre 1.100.000 gli spettatori che hanno seguito la dunata nazionale degli alpini di Biella sulle reti media nord-est, una lunga giornata di diretta, il 15 giugno l'altro grande evento, la Triveneta di Conegliano. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. E allora veniamo alla tragedia che si è verificata nel pomeriggio a Ciano di Crocetta del Montello. Una donna di 65 anni della provincia di Belluno era impegnata a pulire delle arnie insieme al figlio con il quale gestisce un'azienda di apicoltura nel bellunese quando un'ape la punta provocandole uno shock anafilattico. Tempestivo l'intervento dei sanitari del SUEM, ma per la 65enne non c'era più nulla da fare. La tragedia si è consumata in un terreno di via Generale Fiorone dove sono arrivati anche i carabinieri di Crocetta. E adesso l'omicidio di Castelfranco Veneto, Lorenzo Cristea colpito sopra il cuore. Venerdì accertamenti medici su tutti i giovani coinvolti nella rissa finita in tragedia. 3 fendenti, uno dei quali ha reciso l'aorta procurandogli un'emorragia imponente e la morte in pochi minuti. Questi primi risultati dell'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto sul corpo di Lorenzo Cristea. Il giovane è stato accoltellato al torace, il colpo mortale sopra il cuore che non gli ha lasciato scampo. Sulla mano un taglio, segno che la vittima ha tentato di difendersi. Venerdì saranno eseguiti gli accertamenti medici sulle ferite riportate da tutte le persone coinvolte in quella rissa, compresi i 2 giovani arrestati, Badr Rouaji e Taben Nani, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario, tentato omicidio e rissa aggravata. Dalle indagini è emerso il motivo della lite avvenuta in discoteca. Tutto sarebbe nato da una spinta avvenuta nel privé del locale fra un amico di Lorenzo ed uno dei 2 arrestati. Un motivo futile, ma tanto è bastato a far accendere gli animi. I 2 ragazzi che hanno iniziato il litigio sono passati subito agli insulti. Immediato l'intervento dei bodyguard della discoteca che hanno fatto uscire dal locale i 2 gruppi. Poteva essere finita così la serata, ma la rabbia ha preso il sopravvento. A farne le spese è stata la vittima, morta per una spinta. Feriti gravemente anche un amico di Lorenzo, il 22enne di Zero Branco, e in maniera leggera altri 2 ragazzi. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per definire l'esatta dinamica dell'omicidio. Sequestrati 2 coltelli, il primo con tracce di sangue, quasi sicuramente una delle armi utilizzate per colpire i giovani, e un altro recuperato qualche giorno dopo senza alcuna traccia ematica, ora sotto la lente di ingrandimento del RIS di Parma, sul quale ci sono forti dubbi che possa essere stato nelle mani dei contendenti. Versioni contrastanti fra i 2 gruppi. Gli amici della vittima, che erano una decina, che hanno dichiarato di essere stati assaliti dai 2 ragazzi nordafricani arrestati, e questi ultimi invece che hanno spiegato ai loro legali di essere stati aggrediti dal gruppo numeroso. Rimane il giallo delle armi utilizzate nella rissa, un solo coltello oppure c'erano altre lame, e chi le ha portate via. Tanti punti che devono essere chiariti per una tragedia immensa scoppiata per una banale spinta. E a Treviso continua a far discutere la spedizione punitiva di venerdì pomeriggio in zona stadio. Il sindaco Conte chiede a questore e prefetto di convocare le famiglie coinvolte perché altri episodi simili non si ripetano.
È fondamentale capire che questa faida tra queste due famiglie non abbia ulteriori strascichi, quindi è fondamentale che vengano convocati urgentemente i componenti di queste due famiglie per spiegare come funziona in Italia, perché evidentemente non l'hanno capito, perché se pensano di usare coltelli, bastoni e aggressioni significa che si trovano nel luogo sbagliato. È quello che chiederà il sindaco Conte in occasione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in programma in settimana. Il primo cittadino nel pomeriggio ha incontrato il questore Alessandra Simone per ringraziare le forze dell'ordine per essere riuscite in poco tempo a risalire i responsabili dell'azione punitiva messa in atto venerdì lungo il Put in zona stadio, dove 2 cittadini albanesi e 1 kosovaro hanno aggredito a colpi di coltello e mazza da baseball altri 2 kosovari finiti in ospedale, prima di danneggiare anche l'auto di una delle vittime. Nelle ultime ore la polizia ha denunciato i 3 stranieri, sequestrando le armi utilizzate e recuperando gli abiti indossati al momento dell'aggressione. Adesso manca l'ultimo passaggio, che è quello della certezza della pena. Io vorrei che nel giro di poche ore queste persone, i responsabili di questa missione punitiva, venissero anche garantiti alla sicurezza e quindi finissero in galera, come è giusto che sia. La spedizione punitiva è l'epilogo di una faida che va avanti dal 2022, quando a Fiera venne massacrato il 52enne Rajip Kolcekci. All'origine di quanto accaduto venerdì ci sarebbero le scuse non accettate dai familiari della vittima per i fatti di 3 anni fa. Un episodio scioccante che riporta al centro del dibattito in città il tema sicurezza, ma che il sindaco Conte vede estraneo alla realtà del capoluogo e non riconducibile all'eventuale istituzione di una zona rossa. Non è riconducibile al ragionamento sulle zone rosse, perché è successo zona stadio, l'altra volta si sono accoltellati a Fiera e poteva succedere in qualsiasi altro comune della Marca, dove queste persone che erano praticamente state individuate per compiere questa vendetta potevano fermarsi in qualsiasi altro bar della provincia di Treviso. Noi dobbiamo lavorare con grande impegno, con grande sinergia tra forze dell'ordine e anche con la polizia locale, perché questi episodi non succedano. Devo dire che Treviso rimane comunque un'oasi felice da un punto di vista della sicurezza, ma questo non deve portare a un abbassamento delle difese, anzi dobbiamo incrementare ancora di più la presenza del territorio. Sospetta di essere tradito, entra in un bar e strappa gli slip alla moglie di fronte agli avventori e al personale del locale, denunciato per violenza privata un 40enne di Cittadella. Sospetta che la moglie lo tradisca con un altro, entra in un bar dove lei si trova e davanti ai clienti e al personale del locale la blocca e le strappa le mutandine, incurante del pianto disperato della donna. Violenza in pieno giorno in un locale della Castellana di fronte alla gente rimasta attonita, gesto che a Castelfranco tutti condannano senza esitazione. Sono sbigottito perché il rispetto per la donna non esiste più. Trovo assurdo, cioè ormai al giorno d'oggi capitano veramente delle cose surreali, ormai non so neanche più cosa pensare in merito a una cosa del genere. Manca poco a mezzogiorno, l'uomo alto e robusto varca la soglia di un bar di Castelfranco, senza salutare nessuno si dirige verso la moglie, la afferra per le braccia, lei urla e chiede aiuto, ma lui senza pietà le infila una mano sotto al pantalone e strappa con violenza, sfilandole gli slip di fronte a tutti. Nessuno interviene, tutti rimangono impietriti davanti ad una scena a cui mai avrebbero pensato di assistere, mentre l'uomo in tutta tranquillità si dilegua con in tasca il suo trofeo. A consolare la donna, scioccata e umiliata, le persone presenti nel locale, che nel frattempo chiamano la polizia municipale. Gli agenti intervenuti sul posto, dopo aver sentito la vittima e aver raccolto i racconti dei testimoni, su mandato del sostituto procuratore Anna Ortica, si sono subito recati nel cittadelese, dove l'uomo risulta risiedere, per sequestrare l'indumento e interrogarlo. Da tempo il marito sospettava che la moglie l'avesse tradito, per questo motivo quel giorno stesso aveva fatto irruzione nel locale per sottrarre l'indumento intimo, al fine di poterlo fare analizzare in un laboratorio alla ricerca di eventuali liquidi seminali dell'amante. La donna ha presentato denuncia per violenza privata. Era costretta da tempo a subire offese, minacce e angherie di ogni tipo, così ha spiegato con le lacrime agli occhi agli investigatori. La giovane, sempre su ordine della procura, è stata portata in un centro antiviolenza protetto, dove vivrà per i prossimi mesi. La notizia ha fatto il giro e molti condannano fortemente il barbaro gesto.
Oramai gli uomini hanno perso ogni senso di affettività, di gioia di vivere con una donna. Oramai le vedono solo come oggetto. Questo caso è stato molto tragico, tremendo, e speriamo che non accada mai più, perché queste cose non devono mai succedere, secondo me. E soprattutto dovremmo educare di più i ragazzi effettivamente a educarli meglio e a evitare così poi tutti questi episodi. Restiamo a Castelfranco con una serie di furti in abitazioni, il ladro tradito dall'abbaiare di un cane. Aveva già messo a segno 2 colpi e stava per entrare in una terza casa quando è stato scoperto e arrestato. Protagonista della vicenda un 36enne di origine marocchina, residente in città e già noto alle forze dell'ordine, sorpreso nella notte tra sabato e domenica mentre tentava un nuovo furto in via Piccinini. Nella circostanza il ragazzo si era introdotto prima in 2 abitazioni, da dove aveva poi sottratto dei monili in oro e dell'argenteria. A far scattare l'allarme non è stato un sofisticato sistema di sicurezza, ma il fiuto e l'abbaiare insistente del cane di famiglia che ha svegliato i proprietari proprio mentre il ladro stava cercando di introdursi in casa. I residenti, insospettiti dai rumori e allarmati dall'animale, hanno immediatamente chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare l'uomo mentre tentava di fuggire a piedi. I suoi complici, 2 o 3 persone ancora non identificate, sono riusciti a dileguarsi nella notte. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il 36enne si era introdotto nelle abitazioni forzando un garage basculante. Con sé aveva ancora la refurtiva, monili in oro e posate d'argento per un valore complessivo stimato attorno ai 2.000 euro. Tutti gli oggetti sono stati restituiti ai legittimi proprietari. L'uomo è stato trattenuto presso la Camera di Sicurezza della caserma di Castelfranco Veneto in attesa del processo per direttissima. L'autorità giudiziaria è stata immediatamente informata. Resta ora da chiarire l'identità dei complici mentre le indagini proseguono per verificare se la banda sia responsabile di altri furti avvenuti nella zona nelle ultime settimane. È caduto durante una gara di motocross mentre stava disputando la seconda tappa del campionato regionale del Friuli Venezia Giulia. Giovedì l'ultimo saluto a Filippo Morello, il 22enne morto sul colpo sulla pista sotto gli occhi dei genitori. I funerali si terranno alle 15:30 nella chiesa di Orsago, dove il ragazzo viveva con la famiglia. Voltiamo pagina, partito Mom Plus, il servizio di bus a chiamata che collega tra loro le frazioni di Carbonera e il centro di Treviso negli orari di Morbida. Andare a fare la spesa dal medico in ospedale, da un punto A a un punto B in base alle necessità e senza dover girare troppo a lungo o aspettare orari non congrui alle proprie esigenze. È partito il servizio Mom Plus che collega il centro città con Carbonera e le sue frazioni anche tra loro. Un'opportunità per il comune di Carbonera per coprire le necessità di chi non ha la patente o l'auto. Via telefono al numero in sovraimpressione o via app è necessario prenotare la propria corsa. Per facilitare la prenotazione tramite l'app, il Comune mette a disposizione i punti di soccorso digitale, che sono degli sportelli con dei volontari a disposizione e che sono presenti in biblioteca Carbonera e presso il Circolo Noi di Mignagola. In particolare il lunedì pomeriggio e il venerdì mattina a Mignagola e gli altri giorni presso la biblioteca di Carbonera. Ogni fermata ha un proprio numero, il bus arriverà a quella selezionata o indicata durante la prenotazione. Un servizio attivo dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21. Nelle aree dove è attivo Mom Plus restano attivi anche i bus urbani ed extraurbani della linea 1, 3, 55, 8E e 170. Si prenota il punto di salita e di arrivo e l'autobus in questione percorrerà il percorso più breve per raggiungere la destinazione. L'area è vasta: Mignagola, Pezzano, Selvana, La Ghirada, gli ospedali e il cimitero di Treviso. Il servizio si rivolge a tutti, ma il comune di Carbonera ha un occhio in particolare per la fascia anziana di cittadini che usano i mezzi per andare anche a fare la spesa.
E gli autobus potranno far da comunicazione tra le frazioni di Carbonera, quindi ad esempio chi abita a Pezzanne e deve rivolgersi al medico di base, per esempio che si trova a Mignagola, può prendere l'autobus dalle 9 alle 12 di qualsiasi mattina appunto e andare e tornare. È una sperimentazione che avrà durata fino al 31/12 di quest'anno e al termine della quale potrà essere valutata l'estensione del servizio da altre zone, anche del comune di Carbonera, e anche una modifica degli orari. Si è spento ieri all'età di 83 anni Carlo Durigon, conosciuto da tutti come Carletto Airodi. Da qualche mese stava combattendo contro una grave malattia, molto noto non solo a Paese, dove per anni ha gestito il suo ristorante, ma in tutta la provincia. Era il presidente degli Amici dei Cavai, associazione che organizzava feste con carrozze d'epoca e cavalli. Durigon aveva iniziato a lavorare al bar della stazione dei treni di Treviso per poi aprire a Paese l'osteria Airodi, diventata punto di riferimento per molti trevigiani. Lascia 2 figlie e un nipote. I funerali dovrebbero essere celebrati giovedì a Paese. La famiglia vuole rispettare quelle che erano le volontà di Carlo Durigon lasciate scritte nel suo testamento. Nel giorno delle esequie, come da lui richiesto, ci saranno cavalli e la banda, mentre il feretro potrebbe essere trasportato dalla chiesa al cimitero a bordo di una carrozza. Torniamo alla Dunata di Biella e all'assenza del cappello di Giancarlo Gentilini durante lo sfilamento. A far chiarezza ci pensa il presidente dell'ANA, Favero. La deroga, a dire la verità, c'era, quindi non è vero che non c'era la deroga, perché io, il Presidente della sezione, in casi eccezionali la deroga c'è. La disponibilità da parte della sede nazionale, in questo caso particolare, c'è stata, ecco, da parte del Presidente nazionale. È direttamente il Presidente dell'ANA, Sebastiano Favero, a chiarire la vicenda legata al cappello di Giancarlo Gentilini assente durante lo sfilamento nella giornata conclusiva della Dunata di Biella, nonostante fossero molti cappelli di alpini andati avanti presenti. Da parte dell'Associazione Nazionale nessun veto, anzi, spiega ancora Favero. Era una telefonata tra me e il Presidente della sezione di Treviso. In questo senso, quando lui mi ha chiesto, perché aveva telefonato in sede nazionale che la segreteria aveva dato l'indicazione generale, perché chiaramente questa viene data, gli avevo detto guarda che nel caso specifico, se decidi puoi farlo tranquillamente. Su queste cose noi non siamo così formali nel dire sì, no, c'è un indirizzo generale per evitare che poi sfilino troppi cappelli alpini alle volte senza la giusta motivazione, ma quando la motivazione c'è, per Gentilini credo che non ci fossero motivi per dire di no. Possiamo spiccare che questo via libera possa restare anche per la Triveneta di Conegliano? Sicuramente sì. Se qui non c'è stata e c'è stato un disguido, perché anche per noi alpini qualche disguido può esserci, quindi io non... sicuramente sì. Dunque, in attesa di vedere il cappello dell'alpino Gentilini sfilare a Conegliano alla Triveneta, in programma dal 13 al 15 giugno, si archivia la Dunata numero 96 con un bilancio, sottolinea il presidente Favero, estremamente positivo al di là di ogni previsione della vigilia. C'è stata una forte partecipazione anche della gente locale di Biella città, ma di tutta la provincia di Biella, quindi è stato un accogliere gli alpini veramente col cuore aperto. Questo, pensando alla realtà piemontese, è stato per noi una piacevole e bella sorpresa. Una festa alpina dalle grandi emozioni come quelle vissute durante il passaggio dei gruppi del Veneto. Sono presidente di tutti e Chiara, voglio bene a tutti, però indubbiamente sono a Veneto, il cuore batte Veneto, e quando passa il Veneto c'è quella pizzico di emozioni in più, e anche questa volta è stato così. E oltre 1.100.000 telespettatori sulle reti media nord-est per la Dunata Nazionale degli Alpini di Biella. Le nostre emittenti si confermano leader negli ascolti e punto di riferimento per il pubblico. Io volevo partire con questa bella immagine che sono i gruppi di rievocazione, e sono i gruppi di rievocazione della Grande Guerra. Vedete poi i vestiti, per cui si stanno già preparando. Però... Dal mattino presto, con i primi alpini in movimento fino al passaggio della Stecca e all'arrivederci a Genova 2026. Anche quest'anno le reti media nord-est fanno segnare ascolti record per la Dunata Nazionale degli Alpini che si è svolta a Biella, dimostrando che anche quando gli eventi legati alle
penne nere si svolgono fuori dal Veneto sono le reti Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, quelle considerate di riferimento dal pubblico. Oltre 1.100.000 spettatori hanno assistito al lungo sfilamento dei gruppi alpini per le strade della città piemontese. Dati, quelli certificati dall'Auditel, che registrano una leadership assoluta del gruppo Media Nord-Est rispetto alle emittenti concorrenti, come si nota anche dal nostro grafico elaborato sull'ascolto medio Auditel nella giornata di domenica e che dimostra il solido legame tra Media Nord-Est, le penne nere e i telespettatori costruito negli anni. Fanfara Montegrappa, cosa volete che suoni? Non può che suonare la canzone simbolo della sua storia. Telespettatori che hanno premiato lo sforzo di giornalisti e tecnici fin dalla sera prima, quando Media Nord-Est ha raccontato la vigilia della grande adunata con i cori alpini e l'allegria che già si diffondeva in città in vista della adunata nazionale dell'indomani. In 100.000 a sfilare da tutta Italia e il Veneto, per numero di presenze, è stato tra i protagonisti assoluti. Da casa tutto l'affetto del pubblico delle grandi occasioni, con oltre 1.100.000 spettatori che Media Nord-Est ricambierà il 15 giugno mandando in onda sulle proprie reti l'adunata Triveneta in programma nella Marca Trevigiana, Conegliano, città alpina per eccellenza, che festeggia il centenario di fondazione della sua storica sezione. Quando il terzo raggruppamento si ritroverà a Conegliano. E noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Robotica e intelligenza artificiale per favorire il recupero dei pazienti della riabilitazione del Cafoncello, una nuova apparecchiatura che costituisce una prima assoluta nazionale nella sanità pubblica. Un sistema intelligente di sospensione corporea per consentire anche a chi ha gravi difficoltà motorie di iniziare precocemente la riabilitazione camminando in sicurezza, eseguendo esercizi mirati e lavorando sul controllo posturale. Smart Gravity 3D e Digital Wall è la nuova strumentazione robotica di cui si è dotato il Dipartimento di Riabilitazione dell'ospedale di Treviso e sui 3 pazienti già in cura sta dando risultati definiti promettenti. Quando togliamo la paura di cadere è chiaro che torna la fiducia e questo ci permette di iniziare prima la riabilitazione e di progredire molto più rapidamente. Sono delle tecnologie che aiutano i pazienti che hanno avuto evidentemente interventi chirurgici importanti, traumi cranici, ictus, a riabilitarsi più velocemente e riabilitarsi in sicurezza. La speciale imbragatura collegata a una parete interattiva aiuta i pazienti a coordinare il corpo, mentre il tapis roulant intelligente consente loro di camminare senza il rischio di cadere. Smart Gravity 3D, frutto di un investimento di 700.000 euro, rappresenta una prima assoluta nel sistema sanitario pubblico nazionale e costituisce non solo una nuova apparecchiatura, ma, spiegano dall'azienda sanitaria, anche una vera e propria evoluzione dei percorsi di cura. Più in generale, i trattamenti riabilitativi al Cafoncello sono quasi quintuplicati tra il 2019 e il 2024, passando da 7.500 a oltre 35.000. Qui ci vengono effettuati i gravi feriti, insomma i gravi traumi vengono tutti portati qui a Treviso e quindi una riabilitazione così importante con attrezzature così importanti serve un po' a tutta la popolazione. Stiamo cercando di combattere il fenomeno delle liste d'attesa in galleggiamento, è un fenomeno noto, ma in questo momento per questa specialità la condizione è fisiologica, quindi abbiamo delle attese entro i limiti fisiologici. Al Parco Ali Dorate di Monigo l'20 di maggio, un pomeriggio di aggregazione tra famiglie e studenti delle scuole di Treviso per promuovere la cooperazione e le relazioni. 14ª edizione dell'evento di maggio, festa delle relazioni dei quartieri nord di Treviso, che coinvolge 10 scuole e 40 associazioni sportive e culturali. Al Parco Ali Dorate di Monigo 400 minori insieme alle loro famiglie si sono impegnati in una giornata di giochi, sport, tornei con spazi dedicati all'interculturalità e all'accoglienza. L'iniziativa, promossa dal gruppo Scuole Territorio dell'IC5 con il coordinamento della cooperativa Lesse e la partnership dell'Istituto Comprensivo Coletti di Treviso e del Comune. L'evento di maggio è sostenuto fin dal principio dal Comune di Treviso perché è un'occasione di incontro, di comunità in cui tutte le realtà del territorio sono presenti e lavorano in sinergia, mettendo al centro i nostri bambini e i nostri giovani con l'obiettivo di rafforzare la comunità educante e mettere insieme scuola e territorio. Insieme al territorio
territorio che gravita intorno alle scuole, qualcosa in cui crediamo, la sinergia tra scuola e territorio. Ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato e che stanno collaborando a realizzare questa festa di famiglie, questa festa di territorio, questa festa di quartiere. Un'ottantina di trattori ha partecipato al primo trattoraduno organizzato a Refrontolo dalla Proloco. I trattori si sono riuniti all'esterno di Refrontoland, l'area giochi e divertimento del paese, quindi i mezzi agricoli sono partiti compiendo un tragitto tra Refrontolo, Cison, Tarso e San Pietro di Feretto. Dopo mezzogiorno, al rientro in piazza, la benedizione. A prendere parte all'iniziativa giovani e famiglie con bambini, tanti i curiosi e gli appassionati che hanno assistito lungo le strade alla Kermesse. E adesso apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Ancora una tragedia in montagna in primo piano. Un escursionista di 63 anni è morto sotto la cima di Porta Bassa nel comune di Sospirolo, precipitando in un profondo canale roccioso. A dare l'allarme i 4 compagni che stavano scendendo insieme a lui e che lo hanno visto cadere nel vuoto dopo che si era staccato un masso su cui si stava tenendo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino di Belluno e l'elicottero del SUAM di Pieve di Cadore. La vittima è stata poi trovata una 60 di metri più in basso. L'elicottero di Treviso Emergenza è invece intervenuto al rifugio Antelao, dove un 52enne di Montegrotto Terme era stato colto da malore. L'uomo è stato caricato a bordo e trasportato all'ospedale di Belluno. 70 anni di Confartigianato Belluno, di più per Cortina Banca, che fondata nel 1894 è ormai nel suo 3° secolo di presenza sul territorio. Presentato nella sede di Confartigianato Belluno il protocollo di intesa siglato con Cortina Banca insieme per la crescita delle piccole e medie industrie, dell'artigianato e per lo sviluppo del territorio della provincia di Belluno. Significa un inizio di un percorso di collaborazione che è sicuramente fondamentale per dare più solidità alle imprese. Questa collaborazione è importante per noi perché ci aiuta a costruire dei servizi migliori per le imprese, perché avere il feedback comunque di una banca è fondamentale. Il protocollo mira ad offrire supporto finanziario per le piccole e medie imprese artigiane. Cortina Banca garantirà condizioni favorevoli per l'accesso al credito e servizi di base ad alto contenuto consulenziale alle imprese associate a Confartigianato Belluno. La speranza è che riusciamo insieme, con l'unione proprio delle nostre forze, a dare solidità alle nostre imprese, migliorando anche noi come associazione i servizi che possiamo loro erogare e quindi poi di conseguenza avere delle imprese più solide in un territorio più solido, e questo chiaramente è anche l'interesse della banca. Un primo risultato tangibile della collaborazione sancita è il questionario realizzato a misura di piccola impresa nell'ambito del progetto di misurazione dei criteri di sostenibilità ambientale e sociale di governance, realizzato in collaborazione con l'Università di Padova. Questionario che fotografa la realtà delle imprese artigiane bellunesi, diventando uno strumento di monitoraggio utile per sviluppare rapporti tra le imprese stesse e i propri fornitori. Fondò il coro del centro turistico giovanile e lo diresse per quasi 50 anni. Ora il coro, per le sue 60 candeline, lo vuole ricordare. Parliamo di Don Sergio Manfroi. Per un musicista, Don Manfroi chi era? Era un musicista preparato, vocato, appassionato. È stato molto importante per il coro CTG, ma per tutto il bellunese, non solo, anche per realtà venete, avere figure di riferimento come Don Sergio Manfroi, che hanno praticato in maniera professionale e appassionata la musica corale. Sergio Manfroi, un prete che ha significato molto per tanti bellunesi. Uomo di chiesa ma anche raffinato direttore di cori, tra i quali in particolare il CTG,
che nel suo 60° anniversario lo vuole ricordare con un apposito convegno. Era giusto e doveroso da parte nostra, insieme al CTG stesso, onorarne la memoria e il ricordo ancora vivo tra tantissimi bellunesi amanti della musica, dei cori, e l'occasione particolare è proprio quella di sabato 17 maggio nel pomeriggio alle 17 nel prestigioso luogo di Palazzo Creppadona. Manfroy nacque nel 1927 e fu ordinato sacerdote nel 1950. Moltissimi i suoi incarichi, ma un momento importante della sua vita in cui la musica ebbe una grandissima importanza fu quando nel 1965 fondò il coro polifonico del centro turistico giovanile che poi diresse per quasi 10 lustri. Lui era molto conosciuto negli ambienti della Chiesa perché essendo sacerdote lo conoscevano tutti e il coro quindi era chiamato in giro per tutta la diocesi di Vittorio Veneto e non solo. Il coro è stato anche chiamato quando è venuto Giovanni Paolo II in Cadore, grazie proprio a Don Sergio Manfroy e le loro conoscenze. Parliamo ora del Palio di Feltre, comunicato il nominativo dell'artista del drappo dipinto 2025 che andrà al quartiere vincitore. Si tratta di Mimmo Paladino. L'artista è originario di Paduli, in provincia di Benevento, ed è tra i maggiori rappresentanti della transavanguardia teorizzata da Achille Bonito Oliva. L'associazione Palio Città di Feltre si è dichiarata felice e orgogliosa di annunciare il nome di Paladino, ringraziandolo per la disponibilità dimostrata nei confronti del Palio e di tutta la città di Feltre. È davvero tutto, vi lascio ora alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.